Sulla sanità ad Agrigento i sindaci della provincia prendono una netta posizione, sit-in in fascia tricolore in tutti gli ospedali. Inviata una lettera al governo regionale e a quello nazionale, si chiedono risposte effettive per affrontare l'emergenza attraversata dal territorio agrigentino. Come sindaci rivendichiamo il ruolo di massima autorità sanitaria, questo l'inizio di una lettera inviata su iniziativa del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, e sottoscritta da decine di sindaci della provincia, al presidente della regione siciliana, all'assessore alla salute della regione siciliana, al commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Zappia, al governo nazionale. A firmare il documento sono gli amministratori di Naro, Agrigento, Alessandria della Rocca, Comitini, Burgio, Cammarata, Sambuca di Sicilia, Camastra, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina, Grotte, Canicattì, Realmonte, Palma di Montechiaro, Raffadali, Siculiana, Santa Elisabetta, Caltabellotta, Favara, Ribera, Montevago, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Luccasicola, Montallegro, Menfi, Comitini, Burgio, Cammarata, Sambuca di Sicilia, Campobello di Licata, Ioppolo, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Sant'Angelo Muxaro, Favara, Ribera, Montevago. Un testo che ha origine come immaginabile da quanto sta accadendo nella sanità pubblica agrigentina, una situazione, dicono i sindaci, senza precedenti rispetto alle quali non vi sarebbe al momento alcun concreto progetto di superamento. Ai medici, agli operatori deve andare non solo la nostra solidarietà, ma anche qualcosa di più concreto. Noi sindaci abbiamo un dovere in più di quanto rappresentanti delle comunità che ci hanno eletto, dicono. Non ci servono spiegazioni. Non ci servono rassicurazioni, servono solo medici, infermieri e personale che possa lavorare con contratti stabiliti, con turni umani, con reparti dotati di uomini e mezzi. Solo così è possibile consegnare ai cittadini che pagano le tasse una sanità non precaria ma sicura e pubblica. Rispetto alle dibattute dimissioni del primario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio Seggio Vaccaro, i primi cittadini agrigentini precisano che questa vicenda non può essere derubricata a un mero fatto personale e locale, ma va preso come il segnale di un malessere grave che ha evidentemente ripercussioni sulla vita di ogni giorno dei cittadini, con reparti salvavita senza la possibilità di una vera e corretta turnazione, che è un sovraccarico di lavoro estenuanti. Per questo i sindaci rivendicano il ruolo delle voci delle comunità locali e annunciano l'organizzazione di manifestazioni sit-in con la fascia tricolore nella hall del San Giovanni di Dio, al Barone Lombardo di Canicattì, al San Giacomo Paltopasso di Licata e al Giovanni Paolo II di Ribera, per presentare un documento manifesto che sia la sintesi degli interessi dei territori, con precise richieste verso la politica regionale, la governance locale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il governo regionale, dicono infine, venga ad Agrigento per fornire proposte e risposte certe ai nostri territori. Saremo la voce dei nostri cittadini malati che urlano di dolore, dei nostri medici lasciati soli a gestire interi reparti.